che sono alti e hanno grande stacco. Matteo Alfredson, pallone sul secondo palo proprio verso Moras, poi Legati mette fuori, ha provato a riproporre al volo Laner, altro cross contenuto, sempre Verona, palla dentro l'area di rigore, Cancillo! Super parata di Marco Silvestri, palla scacciata via dall'incrocio dei pali. La rivediamo, anche se chiaramente il titolare Anania, ma il giocatore che ha fatto questa parata ha salvato un gol praticamente sicuro con un'inzuccata dello stesso centravanti ex Padova, proprio micidiale. Mancano sempre a zona, come vedi battono da dietro gli attaccanti del Verona, e questo è un pericolo sicuramente costante per la difesa del Padova. Arriva il pallone del calcio d'angolo, ha messo fuori Cuffo, poi Alfredson, l'islandese porta in vantaggio il Verona al 7° minuto con il sinistro. Emil Alfredson si rompe subito l'equilibrio del derby. Padova 0, Verona 1. Le avvisaglie c'erano state precedentemente con Cacia con quel colpo di testa, e poi ha calciato perfettamente Alfredson con l'esterno piede, ma la tenuta molto bassa. Ti ripeto, queste difese a zona statisticamente, ho letto appunto di qualcosa, eccolo qui che vedi si è aperta sulla palla, è coperto anche Silvestri, non ci può fare niente perché il tiro è potente anche se un po' centrale. Le statistiche ti dicevo dicono che appunto che le difese che difendono a zona sui calci di punizione, sui calci d'angolo, subiscono meno gol di quelle che marcano a uomo, però se non vai a saltare sei sempre molto distante appunto dalla palla, e soprattutto quelli che arrivano da dietro, come in questo caso Alfredson, non sono mai marcati bene. È il primo gol in campionato per Iceman, il nomignolo di Emil Alfredson per i tifosi del Bentegodi. L'anno scorso ha cominciato in maniera straordinaria a livello realizzativo, 5 gol nei primi 3 mesi di campionato. Contrattacca il Padova, Viviani, un tiraccio dell'ex